i soliti commenti, guarda che qua, guarda tutti fermi, solite cose. Nemmeno il tempo di terminare l'installazione, il nuovo semaforo sulla Noalese è argomento del giorno a Quinto. Quasi fosse una fede calcistica, due le fazioni inevitabilmente si dividono in favorevoli e contrari. Ma certamente che è più casino di prima. Ecco, quindi secondo lei la soluzione non era il semaforo? Sicuramente no. Eppure però i pedoni poi come fanno a passare? E se per passare fin adesso, che adesso che voglio il semaforo può passare. Buongiorno, lei viene da Santa Cristina, quindi usa, diciamo così, lo svincolo. Per voi meglio o peggio il semaforo? È meglio il semaforo perché prima non si sapeva quando attraversavano, non si vedevano. Se c'è un camion non li vedi. Comunque va bene così. Impressioni dall'osservatorio privilegiato del Gallo, punto di riferimento storico di questo incrocio che, va detto, mette da sempre un po' in crisi chi da Sant'Alberto va verso Treviso, al punto che lo storico piazzale verrà ridotto per fare un'immissione dolce verso destra, anche se al momento sono più buche che altro. Il principale è quello, la gente ci rovesci anche con la bicicletta, si deve preparare, ma me l'hanno promesso la settimana prossima che vengono a sistemare. Questo impedirebbe al semaforo a sensore di scattare continuamente, lasciando fluido il traffico sulla Noalese. A quel punto sarà interrotto solo da auto che svolteranno per Treviso o da ciclisti e pedoni veri beneficiati di questo nuovo impianto, anche se poi i primi incerti sono loro. Perché da là non ne viene tante macchine. È vero che c'è un po' un blocco della Nuolese, perché è già intasata. E con questo semaforo si forma una fila. Bisogna vedere, insomma, è da provare. Insomma, come recita questo pulsante, per capire bisogna attendere. Prego.